Professoressa Chiarvesio, da questa indagine emerge un quadro tutto sommato positivo del tessuto imprenditoriale del Friuli Venezia Giulia, che lascia in qualche modo anche ben sperare per il futuro. Sì, diciamo dal quadro, dalle dinamiche che abbiamo osservato c'è un processo piuttosto interessante in cui accanto ad alcuni settori che in parte vedono un po' ridimensionato il proprio ruolo, però poi solo parzialmente, probabilmente anche meno di quanto è il percepito, dall'altro emergono anche settori nuovi che in buona misura seguono esigenze e anche nuovi bisogni che stanno emergendo, e dall'altro però rappresentano anche spazi di nuove attività che vanno anche a supporto di quelli che sono i settori più tradizionali, quindi ci piace leggere questo un quadro di complementarietà anche tra diverse attività, quindi una logica più ricca e in cui è possibile avere uno spazio di lavoro congiunto per un percorso anche di crescita insieme.